heart ain't stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per rispondere a un po' delle vostre troppe domande. Mio Dio, mi avete distrutto tutti i profili social. Allora, la domanda più frequente è: Kai, quando esce questo Town Hall livello 11? Allora ragazzi, da quello che so io, il Town Hall livello 11 dovrebbe uscire ufficialmente, ragazzi, è ufficiale sta cosa, il 7 dicembre. Kai, ma che schifoso, da dove hai preso questa informazione? Allora, andiamo su Facebook e andiamo sulla pagina ufficiale Clash of Clan. Allora, se andiamo giù, poche ore fa hanno postato questo post. Allora, qua c'è tutta una barbardella in inglese che ve lo riassumerò in poche parole. Siamo tutti ansiosi di questo Town Hall livello 11, molti giocatori non sono ancora pronti per il Town Hall livello 11, ma state tranquilli che abbiamo portato modifiche sul gioco per tutti i giocatori. Poi hanno introdotto sta cosa qua che non ho capito molto bene, villaggio guardia, villaggio guardiano, non ho capito molto bene, l'hanno definito con eccitante. Dopo hanno introdotto il timer delle sessioni, porca puttana, finalmente. Praticamente cos'è il timer delle sessioni? Allora, io su Clash of Clans attualmente posso starci solamente con un massimo di 6 ore consecutive. Infatti, quando ero in scalata avevo un altro telefono con il cronometro e mi cronometravo quanto tempo stavo in sessione, e quando mi avvicinavo verso le 6 ore mi facevo donare le truppe del castello e gemavo la velocità degli eroi in modo tale di avere la difesa veramente stracacciuta. E poi si è parlato anche di un personal break, che sarebbe pausa personalizzata. Insomma, vedremo cosa farà la Supercell. Per il resto hanno introdotto delle modifiche ancora sui bonus di Lega e hanno aumentato le coppie nel matchmaking. Hanno migliorato anche il matchmaking, secondo loro. Allora, se scorriamo giù, qua c'è scritto che ci saranno due settimane di sneak peeks e inizieranno dal 23 novembre 2015. Perciò ragazzi, se consideriamo che ci sarà un sneak peeks ogni giorno lavorativo, perciò ci saranno 10 novità su questo nuovo aggiornamento. Qua sotto approfondiscono che ci saranno dei cambiamenti negli attacchi, nelle difese, e qua c'è il villaggio guardia e i personal breaks. Cazzo è? Qua c'è scritto anche che porteranno delle modifiche in quanto matchmaking, trofei offerti e i bonus di Lega. Naturalmente ragazzi ci sarà anche Town Hall livello 11 con il suo nuovo cannone falcone. Cannone falcone suona male, lasciamo stare. E il nuovo eroe. Per il resto hanno detto che sono solamente ansiosi di questo nuovo aggiornamento. Ok ragazzi, queste sono le nuove novità su questo nuovo aggiornamento e ora passiamo alle domande che mi avete fatto sulla pagina Facebook. Raffaele Moretti ci chiede: Kai Vlog, ti sarebbe piaciuto nascere in Italia ed essere italiano? Perché? Allora, questo è un discorso molto delicato. In realtà io sono nato in Italia e precisamente a Perugia. Se tu vuoi dire essere italiano e non subire le prese in giro dalle persone stupide, credo che il problema non sia mio ma di quelle persone stupide. Fuck yeah! Raffaele Sparago ci chiede: Kai Vlog, quando hai avuto il tuo primo telefono e quando hai scoperto Clash, che attualmente è il gioco che sostiene il tuo canale? Mamma mia, che ricordi! Non sto facendo pubblicità occulta e non mi hanno neanche pagato per fare questo, ragazzi. Questo è un cazzo di Nokia. Allora, intanto è già rotto, sentite, è una potenza. Madonna, che ricordi con questo telefono. Mi ricordo che me l'hanno preso o nel 2007 o nel 2008 ed era una bomba all'epoca e ora è un mattone. Perfetto come prima. Stelio ci chiede: Kai Vlog, ma i pesci hanno le spine perché in mare c'è la corrente? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Mattia Fabozzi ci chiede: qual è la tua prof più odiosa? Attualmente tutti i professori che ho sono molto bravi e non sapete quanto bastonano. Se devo proprio rispondere alla tua domanda, ho avuto una professoressa alle medie che era veramente satana. Luca Di Nuccio ci chiede: Kai Vlog, Kai ha la ragazza? Se sì, fai un video con lei, grande Kai, sei mitico. Non ho la ragazza. In realtà c'è una ragazza che mi piace. Qualora dovessi conquistarla, un video con lei non vedo perché di no. Mino Lorenzo ci chiede: Kai Vlog, che musica ascolti? Allora, ciao Mino, di solito io ascolto un po' di tutto. In questo ultimo periodo sto ascoltando tanta musica inglese e cinese. Per quanto riguarda la musica italiana, penso che nel mio telefono ci sia solamente una canzone italiana sulle 300 che ho nella mia playlist, perciò diciamo che musica italiana non ne ascolto tanta. E poi quando andavo in prima superiore, alla mattina, quando andavo a scuola,
Col mio bel telefono, là con la musica che ascoltavo e cazzeggiavo. E giocavo Clash. Ora, ogni fottuta mattina. Oh! A parte che questo è il libro di scuola guida. Prendiamo il libro di scuola mia. Questo, ecco, ora non si vede, ve lo faccio vedere. Questo è il mio libro di scienze dell'alimentazione. E pensate che domani ho una verifica di scienze dell'alimentazione. Yeah, sono già le 5, devo montare ancora il video e caricarlo. Vabbè ragazzi, questo è il vlog di oggi, spero che vi sia piaciuto e come al solito ragazzi mettetemi un bel pollicione in su perché dovrei studiare sta bellissima materia, ma sto registrando il video per il canale, perciò sostenetemi con tanti like. Se volete mettere una domanda per il prossimo Kai Vlog potete farlo sulla mia pagina Facebook che lascio sotto in descrizione. E ragazzi vi ricordo di seguirmi su Instagram, Facebook, sempre link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.